Buonasera dalla redazione del TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Discontinuità con il passato in vista delle regionali, lo chiede il fronte anti-Oliverio riunitosi alla Lamezia, intanto il governatore da Cirò si dice pronto al confronto. L'appello dei docenti universitari al segretario del PD Zingaretti, non dimentichi la sanità in Calabria. Emergenza rifiuti in Calabria, il sindaco di Marano Principato è stato denunciato, sequestrata una discarica comunale non autorizzata. Il Consiglio Comunale ha deliberato Vibo città plastic free, vietato l'uso della plastica monouso. L'appello del garante per l'infanzia marziale in favore dei bambini disabili, garantire l'assistenza, appello ai prefetti calabresi. La commissione prefettizia ha dato l'ok, sabato si giocherà al San Vito Marulla la sfida di cartello tra Cosenza e Salernitana. Sold out al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia per il concerto evento di Massimo Ranieri. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque la politica in primo piano in questa edizione con il fronte anti-Oliverio che ha ufficializzato la posizione in una riunione tenutasi in un albergo lametino, 2 ore di confronto, la parola d'ordine è stata discontinuità con il passato per le prossime elezioni regionali. Sentiamo. Discontinuità, la parola più usata in circa 2 ore di confronto tra i cosiddetti riformisti del PD, quelli che seguono la linea Zingaretti-Oddati e che di fatto in Calabria considerano chiusa l'esperienza dell'attuale governatore. Sono, per usare una sintesi giornalistica, gli anti-Oliverio e dicono no alla ricandidatura del presidente uscente. È tempo che Oliverio capisca che deve compiere un atto di generosità, lui che ha fatto tante esperienze, parlamentare, presidente di provincia, assessore regionale, presidente di regione, e dare un contributo affinché in Calabria si possa aprire una stagione nuova nella politica, nella gestione, nei metodi e in una discontinuità vera col passato. Dall'incontro nell'hotel Lametino in cui si decidono i destini della politica regionale non è venuta fuori una proposta alternativa, ossia il nome di un possibile candidato per la regione. Analisi e interrogativi tra gli esponenti del partito con esperienza e lunga militanza quali Mario Franchino, Pino Soriero, Rosario Olivo, Peppino Vallone, Agazio Loiero. La piattaforma sociale in cui il calabrese vive, pensi alla sanità, ma c'è il commissario, ma il commissario c'è da 5 anni, insomma la Campania l'aveva pure e non ce l'ha da un pezzo, dipende anche dalla capacità politica, senza demonizzare nessuno, ripeto, perché qui i problemi sono antichi, però un calabrese che deve dire perché dovrebbe votare centro-sinistra. La crisi di governo inevitabilmente ha riflessi sulla discussione. Il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, sposa il magorno pensiero. Se c'è la possibilità, di dialogare, di aprire e di portare anche in periferia e nelle regioni l'alleanza con i 5 Stelle è un fatto positivo per quanto mi riguarda. E non si è fatta attendere la risposta del governatore che da Ciro Marina, dove in un incontro ha rivendicato i risultati ottenuti nel suo mandato, ha inviato un messaggio preciso a chi si oppone alla sua ricandidatura. Sentiamolo. Parlare con i cittadini è la priorità del presidente della regione Mario Oliverio, tappa a Ciro Marina nel Crotonese per spiegare le cose fatte nella legislatura che definisce di svolta per la Calabria. Abbiamo trovato una regione in ginocchio e abbiamo lavorato non senza difficoltà per rimetterla in piedi. Naturalmente i problemi sono tanti, ma abbiamo gettato le basi, abbiamo messo la regione in un binario giusto per affrancarsi dalla arretratezza, dalle difficoltà e soprattutto per uscire dalla palude nella quale era piombata. Dritto per la sua strada, il governatore ha annunciato la ricandidatura, consapevole del fronte avversario del fuoco amico nel suo stesso partito, e a loro che invia un messaggio preciso e dice: non mi sono mai sottratto al confronto. Anche coloro i quali si oppongono alla mia candidatura esprimono una valutazione positiva sul lavoro di questi anni, di mia responsabilità al governo della regione. Non dicono i motivi per cui io non dovrei riproporre la mia candidatura, e questo è inquietante. Bisogna capire
perché appunto né si può assistere ad una situazione nella quale si fanno circolare in via secondaria gossip, notizie eccetera eccetera che naturalmente se ci sono e sono fondate devono essere messe in campo e si discute per che ci si possa misurare. Io non mi sono mai sottratto al confronto, mi auguro ed auspico che nessuno si sottragga al confronto. Infine, il nodo primarie. C'è appunto una opportunità perché si possa scegliere attraverso la partecipazione di che cosa bisogna avere paura. E si va verso la formazione di un nuovo governo, salvo nuove sorprese, e già 16 docenti si rivolgono a Zingaretti dicendo il nuovo governo non dimentichi il nodo della sanità in Calabria, criticano aspramente il decreto varato dal governo 5 Stelle Lega e presentato in Calabria che avrebbe portato soltanto guai alla nostra regione ma nessun miglioramento. Un gruppo di 16 docenti delle 3 università calabresi ha scritto al segretario del PD Nicola Zingaretti chiedendogli di impegnarsi perché il nuovo governo modifichi il decreto Calabria varato dall'esecutivo e espressione della maggioranza Movimento 5 Stelle Lega. Secondo quanto sostengono i docenti nell'appello al segretario Dem, le misure contenute nel decreto si sono dimostrate inadeguate e insufficienti. Noi chiediamo, e siamo 16 colleghi delle 3 università calabresi, prevalentemente giuristi, chiediamo al governo che metta nella sua agenda politica tra i punti di attenzione il mezzogiorno, in particolare il sud del mezzogiorno e in particolare ancora la questione sanità calabrese, che ormai è una questione nazionale, non è una questione che riguarda soltanto la regione Calabria. Il decreto cosiddetto Grillo è un decreto che al di là delle buone intenzioni del ministro e del governo non ha sortito i risultati sperati, anzi ha peggiorato la condizione, come giustamente diceva poc'anzi, molte delle aziende del territorio ospedaliere sono prive della guida commissariale e quindi anche quella gestione, per quanto precaria e criticabile del passato, è venuta a mancare. Ora, il decreto presenta delle criticità che noi abbiamo voluto sottoporre all'attenzione di chi si accinge a formare un governo al di là dell'esito di questo tentativo di accordo politico. Qui c'è un problema serio che tiene al decreto nella sua legittimità costituzionale e poi c'è un problema di praticabilità e di applicabilità e i risultati che la pratica mette sotto gli occhi di tutti noi cittadini sono devastanti. Non può essere una questione dei calabresi o una questione regionale, deve essere una questione nazionale, perché c'è una parte del paese che soffre un difetto fondamentale di un diritto, qual è il diritto alla salute, e che è costretta a rincorrere le cure in altre parti del territorio nazionale. Questa cosa non è tollerabile. Non solo per chi è calabrese e subisce il torto, ma non è tollerabile neppure per l'intero Paese e per un governo nazionale. Se andassero di moda ancora le cartoline probabilmente per raccontare la Calabria bisognerebbe non soltanto immortalare le bellezze ma anche i cumuli di rifiuti che caratterizzano diverse località in questa stagione estiva. Abbiamo visto nei giorni scorsi i laghi di Sibari ma cumuli anche sulla 106, ma davvero grandi cumuli nelle parti di Crotone e in altre zone, altre località dove i servizi sono in tilt anche perché le discariche sono ormai oberate di rifiuti. Detto questo, è emergenza in gran parte della regione, c'è un altro fatto, il sindaco di Marano Principato è stato denunciato, è stata sequestrata una discarica comunale non autorizzata, insomma una situazione davvero non idilliaca.
È finito nei guai il sindaco di Marano Principato perché i carabinieri forestali di Cosenza hanno scoperto un'area di proprietà comunale trasformata in discarica non autorizzata di rifiuti. Il primo cittadino è stato denunciato insieme all'amministratore della società che gestisce sul territorio comunale la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'area posta sotto sequestro si trova alle spalle delle gradinate del campo di calcio comunale. Al suo interno, secondo quanto accertato dai militari, sono stati depositati in maniera incontrollata rifiuti urbani ingombranti, la cui combustione dolosa ha provocato grosse colonne di fumo nero e maleodorante. Per spegnere il rogo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza. Sono in corso indagini per risalire all'identificazione dell'autore dell'incendio, ma l'emergenza rifiuti è un problema serio in tutta la regione. Ecco alcune immagini inviate alla nostra redazione che testimoniano la gravissima situazione che si vive nel territorio calabrese. Eccoli i cumuli di rifiuti sparsi per diverse zone della città e della provincia, ma non solo. Qui siamo nel Catanzarese, nella zona di costa che in questi mesi ospita turisti provenienti da tutta Italia. E dunque questo il nostro biglietto da visita? Negli angoli delle strade, ma anche in alcune zone che ormai sono considerate luoghi dove ci si può disfare di tutto, oltre ai normali sacchi della spazzatura si trovano regolarmente cumuli di materiali di ogni genere. A parte i luoghi considerati turistici, sono poche le strade senza rifiuti e spazzatura, arterie viarie diventate da mesi punti di riferimento per lo scarico abusivo di ingombranti. Da nord a sud della Calabria, cumuli di rifiuti soprattutto materassi, vecchi mobili dismessi, frigoriferi e antichi contenitori dell'acqua in Eternit, materiale classificato come rifiuto speciale e dannoso per la salute pubblica. Per fortuna però c'è anche una Calabria che va in una diversa direzione, una Calabria dove la differenziata funziona con altissime percentuali, una Calabria che dice no alla plastica. Si sente sempre più spesso parlare di plastic free, anche Vibo, il Consiglio Comunale, ha deliberato che la città deve diventare plastic free, è stato vietato l'uso della plastica monouso, i bicchieri, i piatti di carta, che sono i materiali che inquinano di più. Vibo Valentia è la prima città plastic free per volontà del Consiglio Comunale. La decisione è stata presa dal civico consesso di Vibo Valentia, che ha votato all'unanimità la proposta formulata dal Movimento 5 Stelle e dai componenti degli altri gruppi di opposizione, che tende a liberare dalla plastica monouso entro l'anno tutti i luoghi della città, dal comune alle scuole fino alle aree in cui la plastica sarà sostituita da prodotti compostabili come carta o altro. Significativa la convergenza di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale su questa proposta, che è stata approvata anche dalla maggioranza, con in testa il sindaco Maria Limerdo, che ha espresso apprezzamento per un'idea che faceva parte anche del suo programma elettorale. Prima della votazione l'ordine del giorno è stato emendato su proposta di alcuni consiglieri di maggioranza, che lo hanno completato aggiungendo la proposta di promuovere presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale l'installazione di erogatori di acqua per ridurre l'utilizzo di bottiglie di plastica e contemporaneamente promuovere la distribuzione di borracce in metallo utilizzabili per tutti i liquidi alimentari, sia per gli alunni che per il restante personale. Per cui la ristorazione, le scuole e la distribuzione alimentare e le mense della città di Vibo Valentia saranno incentivate a passare fin da subito al plastic free, senza aspettare la data del 2021 stabilita dalla Comunità Europea. Oggi Vibo Valentia può dire di aver fatto un vero passo avanti verso una modernità sostenibile, la frase che con soddisfazione circolava per i corridoi di Palazzo Luigi Razza. Ascoltiamo invece l'appello del garante per l'infanzia Marziale in favore dei bambini disabili. Bisogna garantire l'assistenza, si è rivolto ai prefetti calabresi. Sentiamo. Come più volte annunciato nel corso di questa estate, come più volte ribadito dal sottoscritto, sulla questione dei bambini aventi diritto ad assistenza nelle scuole, quest'anno non scherzo. Nel senso che ho mandato stamattina una lettera ai 5 prefetti delle 5 province della Calabria, invitandoli a monitorare sin dal primo giorno di scuola eventuali casi di assenza di bambini disabili per mancata assegnazione delle assistenze dovute per legge. È capitato molte volte, troppe volte, addirittura alcuni di questi bambini sono stati anche bocciati, e questo non deve accadere. Sin dal primo giorno
non solo i prefetti, ma sto attuando forme di controllo in ogni singolo plesso. Conto molto sulla collaborazione dei presidi, degli istituti ATP, cioè degli istituti territoriali scolastici, anche dell'ufficio scolastico regionale. Insomma, un gioco di squadra che individui responsabilità, perché non è ammissibile che i bambini portatori di disabilità non abbiano il diritto di fare lo stesso identico percorso dei loro compagni che, grazie a Dio, stanno bene. Quindi quest'anno non scherziamo, quest'anno facciamo sul serio. Eventuali problemi, ho detto e l'ho ridetto più volte, segnalateli oggi, non a scuola iniziata, perché sarà molto tardi. Ovviamente, per poi verificare eventuali omissioni o responsabilità che dovessero emergere, il tutto passerà nelle mani delle procure della Repubblica. Questa è tutela dei minori, questa è tutela dei minori, questo è il modo di tutelare i minori quando manca il buonsenso, quando si pensa che questo sia un problema che risolviamo all'ultimo. Non funziona così. Ogni bambino disabile della Calabria quest'anno, sin dal primo giorno, deve essere in aula, correttamente assistito. Parole sacrosante. Adesso i nostri 18 secondi di cronaca con i fatti. Circa 6.000 prodotti tra giocattoli, occhiali, auricolari e supporti per smartphone sono stati sequestrati dai Baschi Verdi del gruppo della Guardia di Finanza di Crotone. 3 le persone denunciate per commercio di prodotti contraffatti, frode e ricettazione. Il blitz sul lungomare della città che ha portato al sequestro della merce e all'applicazione di sanzioni pecuniarie, elevati verbali per oltre 4.000 euro a 7 ambulanti. Date alle fiamme nella notte di ieri le attrezzature del villaggio turistico Eucaliptus a Simeri Crichi, apparecchiature che erano state ricomprate dopo il primo incendio avvenuto nel giugno scorso. Sul nuovo atto intimidatorio indagano i carabinieri della compagnia di Sellia Marina. Si era incamminato sui monti di Orso Marso in zona Tavolara, nell'area del Parco Nazionale del Pollino, per una passeggiata e aveva smarrito la strada del ritorno. Un trentenne laziale in vacanza con alcuni amici, disperso dalla serata di ieri, è stato ritrovato in mattinata da una squadra di Calabria Verde e dagli operatori del Soccorso Alpino Calabria. Le sue condizioni di salute sono buone. Alle ricerche hanno partecipato carabinieri e vigili del fuoco. 900 balle di fieno distrutte dalle fiamme a Scandale, il rogo in un terreno di proprietà di un'azienda agricola. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, non si esclude la pista dolosa. Allora, dopo il derby Crotone-Cosenza, per le due calabresi spetterà un altro turno molto impegnativo. Il Crotone se la vedrà con lo Spezia, il Cosenza ospiterà la Salernitana, che è apparsa come lo Spezia una delle squadre più in forma alla prima giornata, anche se vuol dire poco. Detto questo, si giocherà al Marulla, lo ha detto il presidente Guarascio qualche giorno fa, già chiarendo e spazzando via le residue perplessità di chi evidentemente non ha seguito l'iter di avvicinamento a questa gara, con questo stadio Marulla che è ogni giorno più bello, sia per quanto riguarda gli spalti e anche per il prato, che sta migliorando a vista d'occhio. È un percorso, quello iniziato a fine stagione, che sta arrivando praticamente alla fine, alla conclusione, e garantirà una stagione normale per il Cosenza dopo le difficoltà della scorsa stagione, dopo gli interventi effettuati sia sul drenaggio che poi sul manto erboso. Detto questo, c'è anche la questione agibilità. Ricorderete le questioni aperte a giugno, c'erano delle prescrizioni, il comune, che è proprietario dell'impianto che è gestito dal Cosenza, doveva provvedere, è stato fatto quasi tutto, mancano alcuni interventi, ma sabato alle 21 Cosenza e Salernitana giocheranno e la prevendita sta dando a gonfie vele. Sentiamo.
Che dalla Commissione provinciale sui locali di pubblico spettacolo dopo gli ultimi sopralluoghi effettuati nel pomeriggio di ieri per il San Vito Marulla, che dopo il restyling di questi mesi si prepara ad ospitare un vero e proprio big match sabato con la Salernitana. La squadra dell'ex CT degli Azzurri, Ventura, disputerà la prima sfida in notturna proprio nell'impianto cosentino prima della sosta del campionato cadetto. Prescrizioni dunque rispettate, anche se mancano solo alcuni dettagli, ma il via libera per il regolare svolgimento della gara c'è. Ora non resta che al pubblico affollare come sempre ha fatto fino ad ora nelle gare che contano e per tutta la scorsa stagione gli spalti diventati più confortevoli dall'installazione dei seggiolini rossoblù. Da oggi è partita la prevendita e per sabato sera alle 21 ci si attende il sold out. Intanto la squadra è tornata ad allenarsi e a recuperare energie fisiche e mentali in vista di questa importante sfida, sempre con un occhio al mercato che in queste ore potrebbe regalare una sorpresa importante. Vedremo cosa accadrà. Il DS Trinchera è al lavoro ed entro lunedì, ultimo giorno del calciomercato sessione estiva, ne sapremo sicuramente di più. Dal sold out calcistico che si augurava Anna Franchino per il Marulla al sold out dello Scolacium per il concerto di Massimo Ranieri. America, perché non vuoi capire? Sta America si fosse per me, caccia capo per pure, si fosse per me, ma stringesse per sapere e non lo portare tutta la storia. Si voleva l'anima, due passa per far suonare tutta un'altra storia, tornando lì, lascia dirti e parlami qualcosa non voglia scegliere. Si chiama Malia Napoletana ed è il concerto evento che ha ammaliato il pubblico nella splendida cornice del parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia. Massimo Ranieri, accompagnato da una band di stelle della musica italiana, ha ripercorso i grandi classici della canzone napoletana, rivisitati e corretti. Dopo lo strepitoso successo ottenuto al Teatro San Carlo di Napoli, alla Fenice di Venezia, al Petruzzelli di Bari, è giunto in Calabria per presentare le canzoni del suo nuovo album Malià, un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana, rivisitati in chiave jazz, da Malafemmina a Dove sta Zazà, passando per Torero, non tralasciando però i suoi successi di sempre, da Rose Rosse a Perdere l'amore, con il quale ha riscosso successo a Sanremo. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai. Un evento straordinario per gli amanti della musica popolare napoletana, ma anche per gli amanti del jazz, che hanno assistito ad uno spettacolo unico nel suo genere e con un Massimo Ranieri che ancora una volta conferma la bravura e il talento di un artista davvero completo. E adesso vediamo le carte del meteo degli esperti meteo in Calabria. Insiste l'estate sulla nostra regione, salvo locali disturbi pomeridiani sulle aree montuose, anche se in attenuazione rispetto ai giorni precedenti. È atteso infatti per la giornata di mercoledì un temporaneo rinforzo dell'anticiclone anche in quota sul Mediterraneo centrale. In seguito sembra profilarsi poi l'accentuazione di una nuova fase instabile di cui avremo modo di parlare nei prossimi aggiornamenti. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo sereno al mattino, qualche nube in più nel pomeriggio con la possibilità di brevi piogge sui rilievi principali della regione. Temperatura stazionaria ancora tipicamente estiva. Passiamo ai mari e ai venti. Domani ventilazione debole a regime di brezza dai quadranti occidentali sul Tirreno, da est sullo Ionio. I mari risulteranno calmo il Tirreno centro-settentrionale, quasi calmo o poco mosso quello meridionale. Lo Ionio risulterà quasi calmo il settore settentrionale, poco mosso nei rimanenti settori. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.